voglio dire, che ci sta a dicere. Ho ancora la faccia abbastanza liscia, non dico liscissima, ma abbastanza liscia. Quindi alla fine sono soddisfatto del risultato ottenuto. Il rasoio ha lavorato veramente bene in maniera inaspettata perché, come sapete, negli ultimi tempi ho rasoi, oltre che questo, e il mio preferito ovviamente, un attimo solo, è questo qua. Lo sapete, 2 piastre, questo qua, SN Fostoff, il rasoio mio, diciamo, di battaglia, il rasoio mio che mi ha fatto ottenere risultati ottimi, tra l'altro, e che ancora oggi gradisco perché mi dà barbe che non mi danno alcun tipo di problema. Diciamo, me la godo abbastanza bene con questo rasoio. Poi, diciamo, sono passato allo storto che comunque ancora ci devo fare amicizia perché i Fatip, nonostante possegga un Fatip, diciamo, da tempo, e nonostante questo sia un pettine chiuso rispetto all'altro che comunque è un pettine aperto, ma devo dire mi ha dato parecchie rogne nel tempo, fino a giungere al Meul, che l'R41, che tanto ne sentivo parlare, tanto sono soddisfatto comunque anche di questo rasoio, nonostante ancora debba fare amicizia bene perché non sono rasoi facili. Mi ha dato una bella barba, ma la sorpresa grossa tra i rasoi è stato proprio l'ultimo, il Bayonetta di Goodfellas. Eccolo qui. Devo dire, nonostante mi ha fatto un po', diciamo, mi ha fatto un po' fare il collo lungo perché mi doveva arrivare un giorno prima, mi è arrivato il giorno dopo, però ovviamente succede, sono spedizioni, c'è strada da fare. So dove sta a Scanzorosciate perché ho lavorato a Bergamo, quindi sono stato pure a Scanzorosciate e purtroppo non vi parlo di anni fa, 97, quindi eccolo, mi ha veramente sorpreso, è stato questo, un bel rasoio pesante, fatto bene, rifinito bene, mi ha regalato una barba veramente bellissima, sono rimasto soddisfatto. Ci tengo a precisare, non ho alcun interesse economico a parlare bene o male di qualcosa, perché sapete benissimo che non ricevo favori, quindi compro e le giudico. Qualsiasi cosa possa piacervi o meno, quello è che purtroppo si saponi Stirling e cose varie, maremoto e via dicendo, sì, i video sono stati parecchi, è stato pubblicato parecchie volte, però sembra non piacervi, non piacervi questi video così, diciamo, con saponi che costicchiano un po', però sapete che io vario perché passo dal sapone da 4,50 € da 2 € al sapone che costicchia un po' in più quando posso, perché poi parliamoci chiaramente, sono un operaio, non è che sto lì a i saponi li compro, mi piace, è una passione come le penne ed altre cose, però altre cose non ve ne ho ancora parlato perché sono campi un po' particolari, quindi lascio correre, nel senso che non tutti certe volte sono, cioè basta per esempio che si parli di aria, allora subito si pensa a cose, quando poi è uno sport come tanti, sono sport come chi prende la sacca, il pallone e va a allenarsi, il pugilato pure, come
tante altre passioni che avevo, come i coltelli, che avevo ancora, perché non è che sono finite, i coltelli artigianali che costruivo, io non li costruisco più perché il prezzo dell'acciaio è salito, della corrente è salito, sono saliti tanti di quei prezzi che non ne vale, la gente non è disposta a spendere, quindi con questa cosa di costruirmi i coltelli, se li costruisco per me e me li tengo io, perché sinceramente non, vabbè, lasciamo stare questo. Comunque, tornando alla rasatura dei rasoi, che io insieme con questa esperienza della rasatura, perché è una cosa per me, la rasatura tradizionale l'ho scoperto da tempo, non sono uno di quei veterani della rasatura tradizionale. Dopo tempo, in che senso? Nel senso che comunque io come tante altre persone ho sempre preso schiume, cose varie, rasoi, Gillette 2, 3, 4, 5 lame e via dicendo, con i quali la barba te la fai, non è che non te la fai, ovviamente non puoi pretendere più di tanto, nel senso che mentre con i rasoi puoi variare pettine aperto, gap, questo, quell'altro, il rasoio quello è fatto per non farti male, diciamo, in linea di massima, anche se poi il taglio, la cosa lo puoi fare uguale perché parliamo di lame, quindi diventa più difficile perché sono fatti, diciamo, sono tarati in una certa maniera, in modo da non... però il taglio va uguale, specie i Gillette, Bilama o cose varie, o se addirittura trovate ancora il Bic, il plasticone si trova ancora, forse, perché fino a qualche anno fa l'ho visto, e il taglio parte facilmente. E per le schiume, facendo un confronto stasera con mio fratello, a dire, perché mi diceva che aveva difficoltà con con il Proraso rosso, che ce l'aveva da un po' di tempo e non gli montai, glielo portai io, tra l'altro, non so se ricorda, glielo portai io e quindi lo abbiamo data e dice che non gli montava bene, gli ho fatto montare un video giusto per dare un attimino, diciamo, per impressare un po' la mente su alcune cose, alcuni piccoli passi che certe volte non vengono fatti. Il sapone ha bisogno, alcuni saponi magari hanno bisogno di più tempo, hanno bisogno di acqua, di più tempo per montare e c'è bisogno di un po' di pazienza. Non so se qualche volta ho fatto un video per quanto riguarda non credo di aver fatto un video per quanto riguarda il montaggio dei saponi, ci sono dei saponi un po', diciamo, che stanno un po' lì. Alcune volte non vi nego che qualche montaggio pure a me ha lasciato un attimino perplesso, poi non tutti i saponi montano nella stessa maniera, ci sono saponi che fanno montaggi più voluminosi, meno voluminosi, saponi che se vengono montati male danno un apparente montaggio, un'apparente schiumata, ma alla fine sostanzialmente non, saponi con i quali io non vado d'accordo, ma non per la fascia di prezzo, intendiamoci, perché ripeto, sono un operaio che lavora in fabbrica, quindi non è che io abbia tanto potere economico da poter fare il tipo con la punta tutta al naso, il Proraso per me è un sapone validissimo, lo accetto, e ha una storia alle spalle. I 2 euro che costa non vuol dire che sia un sapone che non va bene, anzi mi diverto pure, ce li ho tutti e 3 per quanto riguarda i classici, quindi il rosso, il bianco e il verde, ce li ho tutti e 3 e non disdegno assolutamente il farmi la barba con un sapone del genere, anzi mi piace, mi dà quella cosa proprio, quindi
mi piacciono anche altri saponi, ovviamente li uso con piacere. Mi piacciono quelli là dove dicono che il sapone non monta, ma, non va montato, ma va a passà alle creme, le varie creme, partendo da Gillette King sì, Rosel, che dicono che è un sapone che non monta, va passato così e ti fai la barba. Non è assolutamente vero, vi ho mostrato i montaggi facendo io la barba, quindi ci sono lì e io specifico questa cosa, che c'è gente che dice: "Ah, questo sapone è inutile che state lì a cercare di montare, fare e dire non monta." Non è assolutamente vero. Non puoi prendere una crema, passarla così e farti, salvo che non sia quella trasparente per rifinire i bordi. Allora quella la passi, stai lì un attimo e rifinisci i bordi della barba. Aiuta anche per chi, diciamo, ama crescersi la barba. Qualche volta me la sono cresciuta pure io con molta difficoltà, perché comunque sapete benissimo che la barba dopo una settimana, se fin quando non arriva a 2, 3 settimane, dà un fastidio abbastanza da prurito, da cose che comunque, è una cosa che fa parte di tutti. Non esiste gente che non subisce questa cosa. Quindi però passate le 3 settimane, tranquillamente non vi dà più fastidio. Nel senso, dovete essere persone disposte a crescersi la barba, perché comunque diversamente, non è una cosa, diciamo, va curata, va sistemata, va, ci sono prodotti appositi appunto per curarsi la barba. E tante persone la bar mio fratello compreso, mo ti scama, o io guarda scama, dice: "Ah no, ma che lo sapone è la stessa cosa che tu pigli lo sapone per i piatti e te fai lo shampoo." Non dico quasi che però piglia lo sapone per i piatti e te non è adatto, è adatto per i piatti, ci grassa, sì, ci grassa, non fa bene alla pelle, non tanto, perché poi dopo sono saponi studiati, anche il pH di quei saponi è studiato anche per questo, però per ironizzare, comunque secca, non è, ogni sapone ha una sua qualifica, una sua cosa. E quindi oppure me la vedendo con svelta. Lo posso fare, sì, lo posso fare. Come dire, mm. Quindi ogni cosa ha la sua. Comunque, tornando alla rasatura, tornando ai rasoi, sapete che negli ultimi tempi ho fatto tante prove con Chavette e mano libera per addestrare la mano ad un certo punto, per riuscire a fare la barba senza fare movimenti strani, acrobazie e cose varie. E un po' ho abbandonato i rasoi, questi double edge, che per twist e cose varie, farfalla, 2 pezzi, 3 pezzi, via dicendo. Io qui mi ha fatto di nuovo tornare la voglia di tirarmi con, che non mi è mai passata, però diciamo, sapete, perché l'ho detto diverse volte, che il mano libera come lo Chavette mi dà quella cosa, quel di più da scoprire, quella curiosità anche, di usare un attrezzo che comunque appartiene sempre al passato, appartiene alla tradizione della barba, e il fascino del mano libera è un qualcosa, perché va seguito, va affilato, va, quindi non è la stessa, non è comodo per tanti, perché la cura che segue dietro a questi rasoi, diciamo, è lunga, ci vuole pazienza, come tra l'altro la rasatura tradizionale ha bisogno di pazienza. Non tutti hanno il tempo e la voglia di mettersi lì.
come ho sempre detto, come tante cose, come la scrittura con la penna stilografica, sono quelle cose che appartengono al passato, che secondo me è bene curare, non perderle, perché hanno il loro fascino. Ricordi, a me anche, mi portano sempre a quando ero bambino e mio padre si faceva la sua barba col sapone, montando il sapone, usando anche rasoi, diciamo, che era uno di questi, cioè uno dei miei rasoi in possesso, un rasoio di mio padre, per fortuna ancora vivo mio padre, non è che... Quindi eh, è bello seguire queste tradizioni, cose, non perderle e quindi portare avanti la barba in maniera diversa. È una schiuma, le ho usate anche io, schiume della Gillette che costano pure oltre 10 euro, bombolette, vi parlo gel, quindi cioè, funzionano, sì, funzionano. Azione messa in pari, preferisco ovviamente il sapone, altrimenti sarei lì a, con la schiuma. Non c'è nulla di male per chi usa la schiuma, vuole usarla, la usa, però dico la gestualità della rasatura tradizionale, la rasatura tradizionale di per sé è tutt'altra cosa. C'è poco da fare, seguire tutte queste cose, trovare la lametta adatta per il rasoio. Ora, questo l'ho provato, il Bayonetta l'ho provato con la, cioè, una che avevo preso e che avevo acquistato, le stavo mostrando man mano, quindi non c'è studiata che ho messo dentro, che ho detto: "Ah, questo rasoio lo uso da tempo, piazzo questa lametta qui perché mi ci trovo bene, come faccio con qualche altro rasoio, salvo il Jessen Fostoff", che lì, lo uso, è un rasoio che uso come la prova del 9, perché la mette dove gli altri rasoi mi hanno dato difficoltà, quello lì mi ha fatto ricredere sul giudizio di quel tipo di lametta, di lama, no di lametta, di lama. Quindi voglio dire, ho preso per casistica la Shark, e l'ho messa in quel rasoio e mi ha regalato una barba veramente fantastica. Vabbè, Goodfellas ne parlo bene perché comunque diversi prodotti e cose varie. Se non ho cose da, voglio dire, è come scoprire l'acqua calda, nel senso che comunque si sa che trattano prodotti per la rasatura e ho preso diverse cose, mi sono trovato bene, tra cui questa qua che proprio è un prodotto loro. E devo dire che mi ha veramente sorpreso in positivo. Sono felice dell'acquisto, mi attirava tanto questa cosa del rasoio, bello pesante per chi ama rasoi leggeri. Ci sono altri rasoi che producono, che fanno, oppure altri rasoi in commercio in genere, in alluminio, che io non ho ancora acquistato sinceramente, non li ho provati, non so se li proverò perché il rasoio pesante piace, quindi la differenza qual è? Allora, mamma mia, un rasoio come tante volte nelle penne, ah questo è pesante, non si può scrivere per le lunghe sessioni, stiamo parlando di pesi abbastanza contenuti, e poi sta gente che va a palestra, che là però si ha da scrivere capelli più pesante, si stanca, si ha da fare barba con la più pesante, si stanca. Poi le preferenze sono altre, ovviamente il rasoio pesante non esige mano calcata, quindi basta tirarlo e non premere più di tanto sul viso per trovarsi
questo qua mi sono fatto una barba fantastica, cioè senza irritazioni, punti rossi, senza alcuna difficoltà soprattutto, senza alcuna difficoltà, mi ha regalato una barba bellissima. Non avevo una ba non avevo la barba là dici: "Vabbè, la rendi facile, va bene uguale". Avevo la barba di qualche giorno e comunque l'ha portata via senza alcun problema. Ed è questo quello che si preferisce. Io solitamente preferisco i pettini aperti proprio perché non è un rasoio buono che per mandare via la barba e si va sempre bene perché non devi andarti a complicare con il pulire, sciacquare il rasoio ogni tanto, o rasoi anche intasano facilmente, quindi barba giornaliera, ma dire negli ultimi tempi ho preso abbastanza facile, mettiamola così. Amicizia, quindi vedrete altri video. A volte le barbe sono poche per le cose che fare, nel senso che andare a fare una riga no, no per caso di oggi, cioè cosa tolgo? Se voglio tenere la liscia la vado a fare, ma cioè andare lì a stressare la pelle per togliere il togli il niente. Magari questo è il caso la Trit Carbon per esempio è ottima per la barba di oggi perché deve togliere niente, quindi di devo provare qualche altro tipo di Trit, se la magari non la Carbon o magari testarla con una barba più tranquilla, con una barba di un paio di giorni massimo, per vedere il risultato, perché sapete che io non amo dare giudizi alle cose tirati fuori così, che lo faccio in quel momento, però per chi mi segue, per chi guarda il video e lo guarda tutto, sa benissimo che io dico sempre: do un'altra possibilità, devo valutare, devo vedere come faccio con i tuoi, tra l'altro. Non è detto che perché tipo per esempio con l'R41 come con il Fatip lo storto, mi sono fatto diversi puntini rossi. Ciò non vuol dire che io il rasoio non vado ad usarlo più perché mi ha portato i puntini rossi. Anche se dovesse portarmi un taglio, come qualche volta è e con lo sciavetto e col mano libera, non vuol dire che io non li usi più. Sarebbe meglio fare questo, perché bisogna comunque conoscere l'attrezzo col quale ti radi, quindi andare, come dico sempre, andare a trovare la lametta giusta, per il caso anche di mano libera trovare l'angolazione giusta, studiare i movimenti, allenare la mano ai movimenti, imparare a usare il rasoio in maniera giusta. Quindi l'insegnamento chi lo può dare? Nessuno. Devi stare lì, cercare di capire quello che ti chiede l'attrezzo che stai usando, e vale anche con le penne stilografiche, perché specie quella flessibile, cose varie, ci sono penne un attimino più difficili, penne che vengono criticate da mani inesperte, dove io ho fatto azzardi anche lì a comprare questi tipi di penne che mi hanno regalato dopo poco pagine di scrittura fantastiche, una cosa esagerata, però siamo in un altro, e quelle pure tagliano, i pennini tagliano e infilano tra l'altro, attenzione. Mi sono infilato un pennino della Pelican nel dito, una bella esperienza. E anche lì tagliano la carta, tagliano le cose se non si sanno usare bene, quindi è tutto, dietro ogni cosa c'è uno studio da fare, non bisogna
fermarsi lì, tante volte fermarsi al taglio che uno si fa involontariamente, con una gestualità sbagliata, una mano addestrata non addestrata più che altro, più che addestrata male, capita, ti puoi tagliare con qualsiasi tipo di rasoio, alle lame ti tagli, se non fai attenzione ti tagli. Quindi niente, sono felice di quest'ultimo acquisto fatto e degli ultimi acquisti fatti, anzi, nonostante pure delle 41, è un rasoio che comunque mi ha regalato le sue emozioni, mi ha trasmesso qualcosa. Lo storto di per sé che dicevo, ma che senso ha questo rasoio storto? Mi è venuta questa cosa, l'ho preso perché mi mancava. Forse il prossimo sarà un rasoio in alluminio, non lo so. Però devo dire che una pellicina sul dito ogni tanto me ne mangio sempre, ho questa mania. Non è bella, però ce l'ho questa mania. E ogni rasoio regala la sua emozione, la sua cosa, anche se andiamo negli economici, tipo il Wilkinson. Il Wilkinson tanto criticati, il classicone come l'altro, o la cosa del Mule, lo squalo, questo e quell'altro, sì, qualche puntino rosso me lo sono fatto, qualcuno in più pure, quando sono andato ad usarlo in maniera consecutiva. È chiaro che, essendo un pettine aperto, non è un rasoio che puoi usare per tutti i giorni. Avendo una barba corta, andandoci a ripassare e a ripassare ancora, è chiaro che il puntino rosso te lo fai, quel puntino rosso in più te lo fai. Io, come sempre faccio, i video li pubblico sempre anche quando mi sono combinato una maschera di sangue, per dire, tra virgolette. L'ho pubblicato uguale perché fa parte dell'esperienza della rasatura. È inutile stare lì a mostrare la barba che riesce bene. Io parto sempre da zero, come questo ieri mi è arrivato, ieri l'ho usato e ho fatto la barba. Ovviamente ci sono persone di esperienza che hanno canali e cose, tipo Andrea, che ha il suo canale molto seguito e che io seguo, tra l'altro, lo seguo con piacere, persona simpaticissima. Non lo conosco di persona dal video, persona simpaticissima, nulla togliendo, perché non è che sto dicendo che magari dal vivo è una persona simpaticissima, mi piace i video che fa e li seguo con molto piacere. E dice giustamente, ha un'esperienza di rasatura decennale, e dice giustamente sarebbe buono non fare il video con il rasoio che appena prendi senza conoscerlo. Io invece parto dal parere che, secondo me, il rasoio, cioè, deve essere un'esperienza che lo compri, lo provi, va bene, va bene. Ovviamente dare il giudizio in maniera azzardata non è giusto, non va bene. È chiaro che poi va studiato, vanno fatte più barbe, però io lo faccio uguale, anche se mi provo rosso, il taglietto o cose varie, se capita, va bene uguale, fa parte dell'esperienza della rasatura. Non vado a studiare o elimino un rasoio, perché anche i rasoi che mi danno grattacapi io li uso uguale. Quindi non bisogna stare lì al primo taglio, alla prima cosa. Vedo nel mercato dell'usato che vengono venduti nel giro di niente, li comprano perché vedono, ah, questo ha comprato questo, lo compro pure io, quest'altro ha comprato quest'altro, lo vado a comprare pure io. Tante volte, per stare dietro a queste cose, si comprano rasoi anche senza sapere nulla, e non vi nego che io il rasoio, questo qua, il Bayonetta, ho visto proprio il video di Andrea, già ero proteso a comprarlo, ho visto proprio il video suo e ho detto, "Oh, lo compro pure io". Poi ovviamente magari possiamo avere restrizioni, possiamo fare descrizioni diverse del rasoio.
quello quella è una cosa soggettiva, relativa, però veramente è stato un grande rasoio, veramente. Va bene, detto questo vi saluto, non vi fermate alla prima difficoltà. Per chi entra nel mondo della natura tradizionale, non fermatevi alla prima difficoltà. Il taglietto capita, se avete bisogno di consigli, YouTube è pieno di persone come noi che fa la natura tradizionale, quindi seguite, diciamo, un po' la corrente, cercate di assimilare quanto più quel che si è una cosa molto soggettiva, a prescindere dai piaceri della rasatura che dare un attrezzo o l'altro, perché non tutti abbiamo la stessa esigenza, la stessa cosa di, come dire, di io ho piacere nell'usare degli attrezzi da rasatura, altri ne hanno altri, hanno altre esigenza, un sapone a me può andare bene, a un altro non può piacere, e per la profumazione e per il tipo di pelle, magari allergico a qualcosa, magari ha una reazione diversa a seconda della pelle. Lo stesso vale per la lametta, vale per i rasoi, non smetterò mai di dirlo. Consigli su queste cose non se ne possono dare, o se si danno sono relativi. Nel senso che quando si va su questi tipi di rasoi qui, questo come il GSN e cose varie, difficilmente ti ci puoi trovare male, perché sono rasoi che cominciano a cosicchiare, però ci possono essere anche rasoi di centinaia di euro magari che per voi non vanno bene, per la vostra pelle non vanno bene. Quindi per l'esperienza magari non vanno bene, perché alcuni rasoi esigono una mano con una certa esperienza. Bisogna capire, bisogna studiare un attimo, sapere un attimo delle cose, delle basi, capire quale sia l'angolo. Poi c'è per esempio anche questo dietro a questo codice, che se vai col telefono ti va a dire che gradi, quanti gradi bisogna stare, ma chi si mette? Aspetta, 30 gradi, no, su 31, su 35, su 40, aspetta, su 25. È chiaro che l'esperienza ti porta a capire qual è l'angolo giusto di taglio, il rasoio come vuole lavorare. Quindi non fermatevi subito alle prime difficoltà, andate avanti, vedete che è un mondo che comunque, beh, ve lo dico senza interesse, perché non favoritismo in questo ambiente, quindi eh, è tutta una cosa, diciamo, la voglia di entrare in qualcosa, la voglia di entrare in un mondo che sembra niente, ma ha tante sfaccettature diverse. Se non c'è quella voglia di entrarci, di conoscere, di sapere, e non c'è bisogno di un capitale, perché ripeto, anche con il Wilkinson, il plastico da 3 € e rotte, la mette incluse, vi fate la barba tranquillamente. Il sapone, non c'è bisogno di spendere capitali per il sapone, partite da un proraso e vi fate la barba tranquillamente. Del Figaro non dico la stessa cosa, quindi è inutile che stiamo lì a dire il Figaro ha o Arco o genere. Non sono saponi che la barba te la fai uguale, e ripeto, siamo lì, posso prendere pure il sapone per lavare le mani, lo passo in faccia e mi faccio la barba. Quindi poi tutto il resto che viene, le profumazioni dei saponi, gli oli e via dicendo, quelle sono tutte cose che costano, e quindi se si vuole sapere, ciao Pasquale, ricambio. E si vuole sapere appunto se si vogliono saponi che lasciano poi dopo
diverso, una pelle liscia, una profumazione anche di per sé, perché ci sono saponi tipo Zingari Men, The Marchant che ho provato, che ti lascia il viso anche senza il dopo barba, perché ancora lo devo prendere per il semplice motivo che c'è il balsamo e voglio informarmi prima se comunque lascia la profumazione del tempo o è un balsamo che metti, perché tanti balsamo che uso, che ho anche, che ho usato, non mi danno soddisfazione. E cosa mi sono mangiato stasera di buono? Un po' di roba tra affettati e cose varie. Ho mangiato parecchio stasera, devo dire. E quindi non tutto è trovare la cosa giusta, quello che piace, nel senso che è chiaro che se vengono messi oli essenziali, profumazioni e tante altre cose, il sapone comincia a salire di prezzo ed è normale, voglio dire, non può essere diversamente, perché non si può paragonare un sapone di una fascia da 2 €, la barba te la fai uguale, perché ripeto, Proraso la Proraso fa ottimi saponi, ti fai lo stesso la barba, te la fai uguale. Se prendi i pezzi di sapone da, uhm 1000 ml, paghi meno, risparmi un sacco di soldi, se ti piace quel tipo di sapone, tipo il Cella io l'ho regalato a mio padre, l'ho pagato 13 € e scarso 12 gliel'ho regalato a mio padre. Il Vitos che ha preso mio padre, il pezzo da 1000 ml, l'ha pagato tipo 8 €. Va bene, la vescica che mi ha regalato mio fratello della Vitos, 4,50 €, hai voglia di fare barbe perché basta poco e monta in una maniera eccezionale e ti fai una barba. Quindi io vi mostro i prodotti per il piacere mio di usarli e per mostrare qualcosa pure a chi vuole azzardare a comprare un sapone che costa di più, ma la barba la si può fare benissimo con qualsiasi tipo di sapone. Quasi. Nel senso che sapete che purtroppo c'è qualche sapore che a me non piace, quindi non cioè c'è sta poco fa, poi non fi video, io tutta la vita uso questo, io faccio questo, uso quell'altro, cioè ognuno usa quello che più aggrada. Grazie Pasquale, ricambio l'affetto. Quindi voglio dire, alla fine, non pensate che per entrare e in qualsiasi mondo, anche quando andavo al poligono, trovavi sempre persone che a chi spendeva di più per al poligono. Io mi sono sempre divertito e certo, prendendo quello che potevo, nella maniera che potevo. Mi sono sempre divertito, cioè ti diverti pure con una fionda, quindi nel giardino figuriamoci. Quindi, non bisogna guardare sempre lontano per godersi qualcosa, per godersi, un piacere, una tradizione, a parte che le tradizioni sono sempre quelle povere, e nel cibo, e nella rasatura, e in tante altre cose. Le cose tradizionali partono sempre dal povero, perché, si contava sulla punta, a parte che non c'erano tutti questi prodotti, queste cose, quindi i prodotti che sono centenari sono pochi, ci sono, poi oggi stanno uscendo nuovi prodotti, nuove cose, cosmetici, si entra nella cosmetica, quindi ci sono prodotti che cominciano a costare soldi e prodotti che io forse non comprerò mai perché veramente costano tantissimo e sinceramente non lo faccio non perché non mi piaccia, magari mi posso fare un regalo a qualche compleanno, a qualche Natale, magari mia moglie mi fa un regalo del genere, lo accetto volentieri, o magari me lo regalo anche da solo.
Però voglio dire, non c'è bisogno di strafare per farsi una barba decente, c'è bisogno di un po' di manualità, un attimino di conoscenza. I rasoi ci sono di tutti i prezzi, le lamette uguale, ci sono pacchettini di lamette a 5 che costano 5-6 euro e pacchettini di lamette tipo le Bic che 10 Bic, 2 confezioni da 5 le paghi 80 centesimi e ti fai la barba, uguale, te la fai la barba. Quindi poi ovviamente, ripeto, ci sono lamette che a me non piacciono, non vanno bene per la mia pelle e quindi non le uso, e quindi per questo che non oso dare consigli alle persone di comprare una lametta o un rasoio, una cosa, perché sarebbe assurdo, sarebbe un'ipocrisia fare una cosa del genere. Quindi fate esperienza sulla vostra pelle, entrate in questo mondo, non comprate cose che vi dicono: "Ah, prendi questo, va bene perché io mi trovo bene", perché il "io mi trovo bene" è una cosa molto relativa e soggettiva. Entrate nel mondo, studiatelo, accostatevi in punta di piedi tranquilli e usi Astra con il Fatip. Allora, le Astra ti dico, le Astra vedi le ho usate, ma forse non col Fatip. Col Fatip posso usare l'Astra blu, magari ti farò una rasatura la prossima volta con l'Astra blu che ho comprato di recente, il pacchettino da 5 per provarle, e devo dire che mi sono trovato bene con l'Astra blu. Quindi nulla da dire. E le usate, sai che non ricordo in quale rasoio le usate. Tra l'altro, se non erro, la penultima barba, forse nell'R41 l'ho usata. Non ricordo, perché poi non tutte le barbe io faccio i video, ci sono barbe che pure me ne faccio per conti miei, perché non mi va di mettermi lì, cavalletto, fai, dici. E magari la prossima volta uso il Fatip pettine aperto, lo storto e faccio una barba con l'R41. Va bene, io vi saluto. Ovviamente la diretta la pubblicherò poi sul canale per il tempo, perché sono parecchi minuti, ci metterà tempo a caricarsi. Per chi l'ha vista, saluto tutti quelli che mi hanno seguito, i pochi che mi hanno seguito, perché tra l'altro pure a quest'ora non è che saluto Pasquale. Pasquale, ti saluto, ci becchiamo alla prossima. La prossima volta ti faccio la barba con l'Astra blu, però, e il Fatip, va bene. Ciao Pasquale, buona serata. Un saluto alle altre persone che non vedo, perché non posso salutare per nome, perché non vedo che c'è qualcuno che mi segue, ma saluto. E al prossimo video. La prossima barba quando la farò non lo so, quando farò il video della prossima barba, per il semplice motivo che un po' a questi tempi preferisco non andare a appuntamenti, perché vabbè, per varie cose, per vari, non so quando farò il prossimo video, non credo. Vabbè, non voglio niente, lasciamo stare, non voglio dire niente, voglio vi saluto, ci vediamo la prossima volta, buonanotte a tutti quanti. Mi raccomando, seguitemi sempre come dico. Grazie Pasquale, anche a te e famiglia. Come dico sempre, iscrivetevi al canale, diffondete lo sbarbatore napoletano, che è sano, è una cosa sana, è come un alimento sano. Diffondete lo sbarbatore napoletano, uso pure i saponi vegani, no, saponi vegetali. No, saponi vegani ancora non ci pigliato. C'è sta una casa greca che fa questi saponi, non so se li prenderò perché ne sento parla buona, ne sento parla male, non volesse poi ci ha accattato tanti chili di sapone dall'ultimo tempo che non, ma nemmeno io saccio, sta venuto sì a rollaggia a mettere,
l'imbarazzo della scelta quando m'aggio fa 'na barba, dice: "Ti pote nasconnere che m faccio 'e barba con conto mio, proprio so sapone ca tengo desiderio sacrissimo, è inutile che 'o faccio video perché tanto non viene seguito, mi faccio 'a barba per conto mia". Pure perché la cosa perché sta rilassata un attimo, perché anche se non sembri, poi sta che la tensione che sta lì, le tensione tra virgolette, non è che sto chiamando a fa' 'na guerra, tensione nel senso che, alcune volte la paura, questa cosa di stare con 'sto telefono puntato, che è anche una distrazione, perché alcune volte mi sono tagliato perché per la distanza che c'è tra me e c'ho le cose, vabbè, sono tanti fattori, però qualche volta avete visto qualche taglietto, qualcosa che magari perché guardo c'ho il telefono davanti, il cavalletto che mi distanzia, non vado, devo trovare un sistema per cercare di poggiare il telefono in qualche maniera che possa vedere cosa riesco ad inquadrare, per questo che uso il cavalletto, stando al rovescio ovviamente vedo il retro del telefono e di conseguenza non riesco a capire bene cosa sto inquadrando. Se mi avvicino, mi sposto in una certa maniera, magari certe volte sono andato fuori fuoco, fuori dalla camera, e ho seguito dei punti della barba che magari questa cosa, diciamo, non è simpatica vedere il nulla, diciamo, oppure vedere una parte dove magari io faccio così, ecco qui sto effettuando, però non si vede, quindi in un canale del genere non è la cosa più bella da vedere. Ma io ci rimane la prossima volta mo vado a dormire perché so distrutto, domani mattina già a fatica, e quindi ci vediamo non è l'orario esagerato, non faccio mal che so, fammi vedere. 21:52, per me già è tarda. Per me già è tardi, già voglio addormire, a chest'ora già dormì a quest'ora. Io dicevo la prossima volta, boh, mi raccomando, voglio diffondere Barbatur, Barbatur è gratuito, quindi vi piace il video, mettete mi piace, non vi piace mettete mi piace lo stesso. Non vi piace iscrivetevi al canale, perché soprattutto là ti fa vedere, ti dice guarda a me non mi piace, ma mi iscrivo lo stesso. A da mostrare coraggio in de cose, va giù. A da mostrare coraggio in de cose. Ma boh, ma tu, mo c'ha Marco insegnà per staccare un video, per cercare di pubblicare e cose varie, perché mi è sempre difficile, le live non le faccio, perché se 47 minuti e 48 secondi, i live, ma una cosa per fare cose, mostrare cose di niente, abbiamo parlato. Dialogare è importante. Attraverso il dialogo, attraverso la parola si diffondono tante cose, quindi anche questo è importante. Non sacci che se verrà su video 48 minuti e 10 secondi, 11, 12, non lo sacci che se verrà. Però se può vedere, faccio divertire. Ciao, ciao. Allora interrompi.